nella nostra fascia climatica il 15 ottobre possono partire gli impianti di riscaldamento centralizzati e anche autonomi. Saranno spenti il 15 di aprile e potranno essere prorogati a seconda delle ordinanze del sindaco nel momento in cui le temperature dovessero essere troppo rigide successivamente al 15 aprile. Questa norma vale sia per gli edifici con impianto centralizzato sia per tutti i possessori di unità immobiliari con riscaldamento autonomo. Lo dico a tutti i cittadini, ricordiamoci che noi possiamo erogare, noi amministratori non possiamo, dobbiamo erogare il calore con una temperatura media di 20 gradi, di più non potremmo, non possiamo. Poi ci sono delle realtà in cui in effetti qualche grado in più o in meno si può raggiungere, ma il tutto mediamente deve raggiungere i 20 gradi, allora si interviene in centrale. Logicamente le persone vogliono comfort e il nostro, come si dice, compito è quello di dare il giusto comfort alla giusta spesa. Quali sono gli orari prestabiliti? Allora, nel caso in cui gli impianti siano, chiamiamoli tra virgolette, tradizionali, c'è un massimo di 14 ore giorno per il funzionamento degli impianti. Quando invece siamo in presenza di impianti tecnologicamente avanzati con caldaia a condensazione e sistemi di contabilizzazione, parentesi, dall'1 gennaio 2017 i sistemi di contabilizzazione del calore saranno obbligatori in tutti gli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato, allora c'è la possibilità di andare in deroga a questo orario in quanto il prelievo volontario dei consumi può essere richiesto direttamente dall'utente. Attenzione però, sempre temperatura più o meno 20 e con fascia differenziata di funzionamento per la temperatura dell'acqua calda, perché il concetto è quello di diminuire il più possibile le emissioni in atmosfera. Ricordiamo la manutenzione ogni quanto va fatta. Di concetto dico, una volta all'anno la caldaia va pulita, motivo, rende di più, funziona meglio, inquina meno, spendo meno. Però mi pare che la norma dica una volta ogni 2 anni, non di meno, con obbligo di rilascio da parte del manutentore, anche per la caldaia autonoma, di relativo libretto e certificato. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento centralizzati, questi sono sicuramente più manutentati. Perché? Perché noi abbiamo l'obbligo di fare tutte queste operazioni anche dal punto di vista amministrativo annualmente, perché questi obblighi sono per noi di legge e ne rispondiamo personalmente se non li eseguiamo.